vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi dopo parecchio tempo siamo riusciti a tornare in pista con il nostro caro Van Helgen e quest'oggi ci dirigeremo proprio nel Gran Premio del Bahrain per vedere un po' di destreggiarci e portare avanti l'impresa che avevamo già iniziato nei gameplay precedenti. Quindi come potete ben notare dalla classifica generale della nostra scuderia, il nostro caro Edward Van Helgen è all'8ª posizione con ben 13 punti, con un leggero successo su Pastor Maldonado, che in questa gara del Bahrain proverà a rubarci quindi il posto di preferiti all'interno della casa Williams. Però prima di dirigerci nei box Williams possiamo dare un'occhiata alle mail. Potete vedere che è arrivata un'email non molto importante di Rob Santon, però è sempre bene che la leggiamo, dello sviluppo vettura. Ha detto che hanno impostato lo sviluppo della vettura più sull'assetto bilanciato e che i componenti potranno rompersi con più facilità. Comunque ciò non è molto importante perché dobbiamo concentrarci immediatamente sulla gara che oggi dovremo affrontare. Quindi la gara del Bahrain, possiamo dare un'occhiata alle informazioni del circuito, notiamo tutte le sue minime sfaccendature. Comincia il nostro giro di prova qui sul circuito del Bahrain, con i box disposti sul lato destro e il KERS e il DRS già attivi per il rettilineo principale. Presta attenzione al cartello dei 100 metri sulla sinistra e muovi la monoposto passando dalla settima alla prima in corrispondenza del punto di corda. Taglialo a favore della seconda curva e rimani il più largo possibile o rischi che il retrotreno ti sfugga facendoti perdere slancio. Ora comincia la pendenza verso la quarta curva e vedrai di nuovo il segnale dei 100 metri. Sposta la vettura sulla destra, ma fai attenzione a non perdere il controllo del retrotreno in uscita perché in quel punto la pista si abbassa. Ecco la quinta e la sesta curva, una parte del circuito in cui devi mantenere la spinta in vista del tornante numero 8, un punto di sorpasso favorevole se non chiudi bene la traiettoria. Ora la corsa prosegue con la nona e la decima curva, entrambe verso sinistra, in cui è facile inserirsi nella parte interna a sinistra che si libera quando si svolta in corrispondenza del punto di corda. Anche in questo caso non toccare troppo il cordolo in uscita o perderai tempo e spinta sul breve rettilineo che conduce all'11ª curva. Sposta la vettura a destra e scala dalla settima alla terza per poi risalire con le marce mentre la pista si perde alle tue spalle lungo l'11ª e la 12ª curva. Spingi al massimo in quest'ultima e preparati ad affrontare la 13ª, in cui dovrai allargarti il più possibile in vista del lungo rettilineo che ti condurrà alla curva finale. Qui la pista si innalza e si abbassa rendendo difficoltose le frenate nell'ultima curva. A sinistra vedrai il cartello dei 100 metri. Lancia la vettura in quest'ultima curva a destra con doppio punto di corda e ricordati di effettuare una buona uscita o il giorno della gara rischi di trovarti in svantaggio in vista della prima curva. Bene ragazzi, come avete ben potuto sentire, la pista che oggi andremo ad affrontare è molto ma molto particolare, difficile e tecnica, soprattutto per i dislivelli che presenta in numerosi tratti della pista, ma soprattutto al terzo settore, che renderanno più difficoltosa la frenata e tutto il resto. Eccoci ai box ragazzi. Allora, diamo un'occhiata immediatamente a ciò che ci aspetta. Oggi abbiamo un ottimo sole che spacca le pietre, ben 28 gradi e probabilmente l'asfalto sarà a una temperatura molto più elevata. Allora, come potete ben vedere abbiamo 14 giri da affrontare, ogni giro circa 5,4 km per un totale di 75,7 km. Abbiamo ben 210 curve e i pneumatici vanno usurati discretamente ma non come i freni. Quindi diamo un'occhiata immediatamente all'assetto. Allora, l'assetto che sono riuscito a stilare, vediamo un po' se è quello corretto. Bene, l'angolo alettone anteriore e posteriore sono settati in maniera tale da ottenere un'ottima velocità massima in rettilineo, visto che ne abbiamo disponibili ben 3 e ce ne sono altri 2 un po' più corti, però sono sempre rettilinei dove ci serve un'ottima velocità massima. Per quanto riguarda invece la frenata, ho impostato un bilanciamento verso l'anteriore, la pressione è media, non abbiamo bisogno di bloccare le gomme in maniera molto eccessiva. La dimensione dei freni ovviamente è sempre normale perché quella alta, quella leggera e quella pesante non l'abbiamo sbloccata perché siamo ancora agli inizi della nostra carriera. Per quanto riguarda il bilanciamento della barra antirollio è stata impostata media sull'anteriore e un po' elevata sul posteriore, in modo tale da avere molta reattività della vettura e soprattutto molta aderenza in curva, perché se perdiamo l'aderenza davvero è la fine.
mi è capitato davvero molte volte in qualifica e soprattutto nelle prove libere di uscire fuori pista ed effettuare degli squalli di testa coda. Per quanto riguarda le sospensioni sono molto basse, l'altezza dal suolo è davvero molto ma molto inferiore alla norma e sono abbastanza rigide, però è anche opportuno affrontare qualche cordolo in uscita per evitare quindi di ottenere una pessima prestazione soprattutto nella curva, quindi le molle non sono né rigide né troppo morbide per ottenere quindi un assetto un po' variegato. Per quanto riguarda il cambio è stato impostato in maniera da ottenere la velocità massima possibile, circa 321 km/h, ma soprattutto ottenere un'ottima velocità adeguata nei rettilinei, che sono davvero molti. Il motore ovviamente possiamo vedere che rimane invariato, si è un po' usurato nelle ultime 3 gare, però per quanto riguarda l'allineamento della campanatura anteriore e posteriore possiamo farci una riflessione, ovvero è stato impostato tutto in modo tale da avere un'ottima aderenza in curva. Come potete vedere, campanatura anteriore e posteriore, angolo anteriore e posteriore sono stati settati in modo tale da ottenere una stabilità anteriore e posteriore in curva, perché nel rettilineo siamo abbastanza potenti. Ok, come potete ben vedere partiamo dalla 16ª posizione, è stato proprio il miglior tempo che sono riuscito a ottenere, quello in qualifica, ragazzi. Come potete ben vedere, diamo un'occhiata, le qualifiche, non ci appaiono i tempi, va bene, comunque è stato circa 1.33.933 il miglior tempo che sono riuscito a fare. C'era Alonso che faceva 1.32, però non so come abbia fatto, forse aveva il turbo messo direttamente nei tubi di scarico. Prima di iniziare la gara, ragazzi, potete ben vedere che il nostro caro compagno di squadra Maldonado e ovviamente il nostro caro Van Helgen si stanno un pochino, come possiamo dire, eguagliando. Potete vedere totale 2 su 5, 2 su 5. Maldonado è stato più efficace in qualifica, mentre noi siamo stati più efficaci in gara, ottenendo 13 punti contro i suoi 10, e io credo che la gara sia il risultato migliore. Prima di gettarci però nella nostra 16ª posizione, Maldonado mi sembra che parta alla 10ª posizione, sì, probabilmente. Diamo un'occhiata alla strategia di gara. Allora, visto che abbiamo 14 giri, al 6° giro possiamo fermarci per mettere pneumatici duri, e io dico che va molto bene, anche perché le gomme non le ho usurate tanto in qualifica, quindi saranno una percentuale del circa 85%. Per quanto riguarda la strategia carburante, questa volta volevo un po' dedicarmi a qualcosa di diverso, non sempre la solita strategia prudente, ma quella standard. Quella aggressiva la lasciamo per i circuiti tipo Monte Carlo, però quella standard quest'oggi può essere utile, perché la vettura non sarà pesante come al solito, non avremo 2 zavorre di carburante di 600 kg l'una, però abbiamo la possibilità di essere un pochino più competitivi, soprattutto all'inizio, nelle prime fasi. Ok, io direi che tutto è sistemato, ragazzi. Vediamo un po' di gettarci immediatamente nel nostro campo di battaglia in compagnia della nostra cara e amata Williams. Intanto diamo un'occhiata un'ultima volta al tempo, non ci sono probabilità di pioggia, come potete ben vedere, l'ombrellino con lo 0%. Ah, qui c'è la classifica, vediamo un po' dove parte il nostro caro Maldonado. Vediamo un po', 7º, wow, il nostro Maldonado proprio ha ottenuto un tempo fantastico, primo Alonso, quindi la Ferrari in prima posizione. Gettiamoci immediatamente nella nostra 16ª posizione, ragazzi, e prepariamoci a macinare un po' di chilometri. Eccoci, ragazzi, finalmente all'interno della nostra postazione di partenza. Di Resta e Grosjean da battere, Vergne 2 posizioni davanti a noi, 5 semafori accesi, ed ecco che inizia il Gran Premio del Bahrain. Impostiamo il nostro carburante al massimo per ottenere più reattività della vettura. Michael Schumacher, Vergne davanti a noi, Nico Rosberg, abbiamo eliminato tutto il KERS, ed ecco che la Williams si ritrova un po' imbottigliata tra le vetture. Un ottimo passaggio all'interno, 3ª posizione, mamma mia, 5ª posizione per la Williams, un po' esce fuori pista, attenzione. Webber 2ª posizione, la Red Bull, ottima partenza della Williams. Alonso in prima posizione, ragazzi, mamma mia, si passa addirittura all'interno. Mark Webber, 2ª posizione da parte della Williams. Alonso in prima posizione, va come un treno. Il nostro ingegnere probabilmente ci avrà fatto i complimenti per la nostra ottima partenza dal 16° posto al 2° posto. Dobbiamo tenercelo stretto, ragazzi, stiamo molto attenti. Partiamo, dai. Il nostro carburante per il primo giro lo imposteremo nella miscela elevata in modo tale da distanziare un po' gli avversari, però 2ª posizione, davvero un ottimo risultato. Ecco le prime curve un po' rompiscatole, c'è stato qualche contatto di dietro, ho sentito qualcosa, vediamo un po' il serpentone dietro di noi, eccolo lì, guardatelo un po'. Alonso corre come un treno, una Ferrari davvero magnifica quest'oggi, guardate un po' come va. Ecco qua che ci avviamo immediatamente verso le curve 11 e 12, quelle che ha narrato la nostra voce prima della gara, molto particolari, dove dobbiamo spingere
costringere proprio al massimo per evitare il testacoda, soprattutto ecco qua potete vedere i primi dislivelli, la pista inizia un po' a scendere ed eccoci immediatamente verso il rettilineo finale. Il primo giro sta per terminare, dove abbiamo Lewis Hamilton che è riuscito a superare Mark Webber con 564 millesimi di secondo in vantaggio. Vediamo un po', entriamo immediatamente all'interno dell'ultima curva prima del rettilineo finale. Ottimo, davvero ottimo. Ecco che Mark Webber dietro di noi cerca di passarci, vediamo un po' se riusciamo a metterlo alle strette. La Williams quest'oggi sta facendo davvero un'ottima gara. Vediamo un po', 3 secondi, circa 4 di ritardo su Alonso, però la nostra il nostro obiettivo ovviamente è il secondo posto, ragazzi. Dobbiamo riuscire a tenercelo con gli artigli. Mark Webber è nuovamente riuscito a passare Lewis Hamilton ed ecco che il serpantone un po' si è distaccato. Ritroviamo i primi 3 piloti più veloci in gara, ovviamente il nostro Van Helgen, Mark Webber e Fernando Alonso nelle prime 3 posizioni. Poi vediamo un po', circa 1,5 secondi di distacco da tutto l'altro serpentone. Comunque primo giro, nel primo settore siamo riusciti a ottenere il miglior tempo e in qualifica mi succedeva davvero spesso. Infatti siamo riusciti un po' ad arrivare al nostro caro amico Alonso. Questa è una delle curve peggiori che io abbia mai affrontato. Possiamo impostare il nostro carburante nella miscela normale, che la miscela normale, ragazzi, non è qualcosa di brutto, anzi ci consente di ottenere più stabilità alla nostra vettura. Vediamo un po', meno male che abbiamo ancora un po' il nostro caro amico KERS, la nostra cara energia cinetica che ci serve soprattutto in partenza. Diamo un'occhiata alla temperatura delle gomme, il carburante è a posto, abbiamo caricato galloni a tutta manetta. Bene, 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 ottimo. 1,42, 231 è il nostro miglior giro per adesso. Vediamo adesso dopo la partenza quello che riusciamo a ottenere. Una gara davvero anche nel secondo settore rispetto al primo giro un ottimo miglior tempo. Il nostro Mark Webber ha migliorato di ben 150 millesimi di secondo. Wow, una cosa davvero magnifica. Questa Red Bull quest'oggi sta correndo davvero come una pazza. Tanto dobbiamo mantenere la nostra seconda posizione. Intanto sono passati 2 giri. Il nostro Maldonado chissà dove è finito ed ecco che Mark Webber tenta di passarci con la modalità del motore impostata al massimo e col DRS addirittura cerca di ottenere vantaggio, ma a quanto pare siamo riusciti a costringerlo all'esterno e costretto ovviamente a riprendere la nostra scia e rientrare in linea. Bene, guardate un po' che figa questa pista, ragazzi, è una delle piste più difficili, una delle piste che odio, però a quanto pare riusciamo a essere molto buoni col tracciato, soprattutto quest'oggi. Speriamo di evitare testacoda perché nelle qualifiche davvero la macchina non so dove l'ho fatta finire in alcune curve e per questo il peso del retrotreno è stato aumentato parecchio per evitare che slittasse, soprattutto in questi tornanti. Vedete un po' l'autovettura come perde un po' di aderenza e davvero perdere la seconda posizione è un fattore molto negativo in queste prime fasi del gioco. Vi dicevo, questo circuito è molto particolare, mi piace solo per un aspetto, perché eccola qua, potete vedere questa bella torre parabolica che abbiamo davanti a noi, è molto figa soprattutto da vedere, l'hanno resa molto bene graficamente in questo nuovo Formula 1. Però attenzione che Mark Webber lo abbiamo nuovamente alle nostre calcagne, eccolo qua, potete vedere come cerca nuovamente il sorpasso avvicinandosi immediatamente alla Wilson. Ecco che parte all'interno, notiamo il suo alettone anteriore che tenta di superarci, ma a quanto pare gliel'abbiamo rispedito indietro. È davvero una tensione molto elevata in queste prime fasi della gara alla difesa della seconda posizione. Il nostro Maldonado, vediamo un po', facciamo un paio di conti, è alla 9ª posizione, potete ben vedere nella mappatura in basso a sinistra. Intanto Mark Webber ancora continua ad annusare il nostro alettone posteriore, tenta un sorpasso in attesa di un nostro mancato errore. Vediamo un po' il nostro giro migliore, 1,37,802, vediamo se riusciamo a migliorarlo. Ragazzi, davvero in gara è molto più difficile ottenere tempi che in qualifica, perché ovviamente in qualifica si ha molta più calma e pace. Attenzione, eccolo qui Mark Webber nuovamente dietro di noi, maledizione, questo dannato australiano sempre dietro di noi. Vediamo un po' di utilizzare la nostra energia cinetica a dovere. Alonso chissà dove è finito, ragazzi, e meno male che Alonso è primo, perché se avete notato la classifica, vediamo che vuole il nostro ingegnere sempre che continua a parlare. A quanto pare c'è stato un incidente nel primo settore, diamo un'occhiata, speriamo che il nostro Maldonado è riuscito a salvare la pelle. Meno male, non c'è stato niente di grave. Comunque potete ben vedere che il serpentone si è ormai diviso in 2 sezioni, una anteriore e una posteriore, e comunque meno male che il nostro Fernando Alonso è sempre in prima posizione, perché se avete visto la classifica generale noi ce la stiamo gareggiando con la Mercedes, quindi è una buona cosa che la Ferrari arrivi prima, in modo tale che noi riusciamo a guadagnare notevoli punti per distanziarla un po'. Ed ecco che il nostro Jenson Button riesce a passare all'interno Mark Webber. Attenzione, c'è stato un incidente, avete visto? Mark Webber è stato probabilmente investito da Jenson Button e mandato nelle retrovie, e a quanto pare siamo riusciti a ottenere un po' più di calma, però abbiamo la Mercedes dietro di noi, che è la McLaren
Guardate un po', Jenson Button adesso cercherà di prendere la sua seconda posizione con molta ma molta più aggressività del nostro Mark Webber. Peccato però per Mark Webber, vediamo un po', ci sono bandiere verdi ancora, quindi non è successo niente. Boh, chissà come mai, sarà successo qualcosa di strano. 376 millesimi di secondo dalla nostra autovettura targata McLaren. Attenzione, ho frenato forse un po' più in ritardo, adesso dobbiamo stare molto attenti. Attenzione, attento il passaggio all'esterno, ma a quanto pare è costretto. È finito indietro. Raikkonen riesce a passare. Jenson Button aveva tentato un passaggio all'esterno, ma a quanto pare non è stata colpa nostra, perché non abbiamo fatto appunto niente. È stato lui che ha tentato di passarci fuori dal muretto della pista e a quanto pare è finito fuori pista. Ed ecco che Raikkonen tenta la terza posizione, ma a quanto pare Felipe Massa riesce a ottenere ultimo giro prima dell'entrata ai box. Ragazzi, chissà che cosa accadrà. A quanto pare dobbiamo mettere tutto nelle mani dei nostri meccanici, che nel gameplay precedente erano riusciti a ottenere un tempo di 2 secondi. Veramente neanche Saetta McQueen, ragazzi, mamma mia, una cosa davvero fantastica. Quindi dobbiamo riuscire a ottenere il miglior tempo in questo giro. Vediamo un po' Vettel dietro di noi, continua questa dannata Red Bull ad annusarci l'alettone posteriore. Chissà Maldonado dove è finito, però Maldonado se la sta cavando sempre molto bene, quinta posizione. Mi ricordo nel Formula 1 2011 c'era sempre la lotta con Barrichello, ragazzi, che proprio Barrichello non lo potevo vedere completamente, però Maldonado mi sta molto più simpatico, perché Barrichello Barrichello tentava appunto di farci uscire fuori pista, di fregarsi la prima guida, mentre Maldonado, vedete un po', cerca di fare punti insieme alla squadra. Ottimo, sesto giro su 14, siamo quasi a metà gara, ragazzi. Una gara per adesso molto ma molto sulla difensiva, non ci sono stati sorpassi particolari, a meno che parliamo della partenza. Davvero una partenza non so neanche io come l'ho fatta, sono passato proprio all'interno. Attenzione però che Vettel è sempre dietro di noi, eccolo qui, potete vedere a circa 300 millesimi di secondo. E attenzione, affrontiamo questa ultima curva prima delle 2 chicane che ci condurranno al muretto dei box. Ricordo, ragazzi, che ho sempre la miscela impostata su medio. Ecco qui i box, ma non ricordo dov'è l'entrata ai box, perché in pratica in qualifica io entravo sempre con il tasto torna ai box. Vediamo un po' di cavarcela a dovere, ragazzi, vediamo un po'. Intanto abbiamo sempre Vettel di dietro, ci sarà proprio una lotta dove i meccanici dovranno destreggiarsi nella maniera migliore, perché ci sarà proprio una lotta all'ultimo bullone. Vediamo un po' di entrare all'interno del muretto con calma per evitare la penalità. Ottimo, vediamo, ed ecco, entrano tutti. Maldonado cerca di fare un pit stop nei prossimi giri. Ci sono meccanici Ferrari, meccanici Lotus, meccanici Sauber. Vediamo un po', ecco i meccanici Williams all'interno del quarto garage. Cambiateli forza, gomme dure pronte per noi, gomme molto fredde. 3 secondi, 4 secondi, un pit stop davvero molto veloce. Abbiamo guadagnato l'8ª posizione, 9ª posizione. Vediamo un po', ecco che stanno uscendo altre autovetture, ma se ne dovranno fermare delle altre, quindi dobbiamo riuscire a mantenere la nostra posizione. Attenzione qui all'uscita, calma, eccoci qui. Bene, gomme molto fredde, dobbiamo attendere diversi minuti prima che entrano in temperatura. Settima posizione del nostro Nico Rosberg. Raikkonen è riuscito a ottenere la 9ª posizione, quindi settimo giro, diamo un'occhiata a quello che riusciamo a combinare. Vediamo un po' se soprattutto riusciamo a scaldare questi dannati pneumatici. Il nostro ingegnere, ragazzi, non lo sentiamo nemmeno, perché ovviamente dobbiamo essere molto ma molto concentrati. Bene, 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 gomme dure saranno, speriamo soprattutto, ragazzi, nell'integrità di queste gomme, per evitare che scoppiamo soprattutto negli ultimi giri, come mi è accaduto l'anno scorso in Malesia. Ok, meno male che abbiamo un po' di KERS, un po' di energia cinetica utile per dare un'altra spinta all'autovettura. Ecco, vedete un po', ragazzi, sono un po' impacciato con queste nuove gomme, perché sono davvero molto ma molto più difficili da aggiustare. Quelle morbide erano davvero ottime in queste fasi del circuito, però come potete ben vedere la temperatura sta migliorando, stiamo riscaldando i pneumatici a dovere. Ok, però voglio vedere Maldonado, ed ecco che entra probabilmente al muretto dei box. L'abbiamo visto all'interno del terzo settore, dobbiamo essere più veloci di lui. Adesso attiveremo la nostra miscela elevata, soprattutto in questo rettilineo. Cerchiamo di non fare stronzatine in curva. Bene, 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 miscela elevata, ragazzi. Diamo un'occhiata al nostro carburante. Ok, miscela più veloci, dobbiamo essere più veloci di loro nell'uscire dal terzo rettilineo. Diamo un'occhiata, ok. Molto bene, abbiamo affrontato anche l'ultima curva con molta ma molta aderenza. Vediamo un po', ecco al muretto del box alla nostra destra. Vediamo un po', ecco che le vetture già stanno uscendo. Dobbiamo essere più veloci di loro. Maldonado sta uscendo dal muretto, attenzione. Eccoli alla nostra destra. Felipe Massa, eccolo Felipe Massa alla nostra destra. Meno male siamo riusciti a passare. Ottima, ma davvero ottima posizione del nostro caro Van Helgen, che è riuscito a passare anche all'interno degli ultimi giri. Ottimo, 8º giro. Possiamo adesso impostare la nostra miscela sul normale. Molto bene.
posizione, casomai tentano di superarci la imposteremo direttamente sull'elevato. Adesso dobbiamo solo tenere la posizione, ragazzi. Il passaggio ai box è stato davvero molto molto longevo, quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo anche migliorato il nostro giro di parecchio, quindi l'unica cosa che posso dirvi è evitare qualche stupido testacoda, attenzione, qualche stupido testacoda o qualche capriccio di Fraps soprattutto, e ottenere quindi la seconda posizione, ragazzi, che non mi sembra neanche vero salire sul podio. Una gara davvero molto combattuta, questa è stata una gara un po' diversa, perché è un po' sulla difensiva, una gara dove non ho dovuto lottare per afferrare qualcosa, però come potete ben vedere la nostra prestazione è sempre migliore di quella del nostro Maldonato in gara. Non parliamo prima del tempo, ragazzi, che può essere davvero che ci becchiamo un muro di faccia, oppure qualche tifoso stronzo che cammina per la pista e ci mette e fa interrompere la gara, quindi stiamo molto attenti. Terzo settore, pronti ad affrontarlo, vediamo un po'. Abbiamo migliorato ancora il nostro tempo, non sono riuscito ancora a vedere di quanto. Ovviamente eravamo in box, quindi è ovviamente ovvio che è ovviamente che è certo che l'abbiamo superato quel tempo. Intanto 1.35 458 del nostro Fernando Alonso, e intanto Felipe Massa l'abbiamo distanziato di un bel secondo. Il nostro giro migliore adesso sarà, vediamo un po', di 1.37 802. Dannazione, non siamo riusciti a farlo, però Felipe Massa adesso molto vicino a noi, tenta il sorpasso all'esterno, cerca la seconda posizione, ma a quanto pare siamo riusciti a entrare in curva prima di lui. Vedete un po', io mi metto un po' a parlare e Felipe Massa proprio dietro di noi ci ha fatto consumare tutto il KERS, tutta l'energia cinetica. C'è sempre un po' di tensione, ragazzi, perché ovviamente potevo utilizzare l'ala mobile posteriore e anteriore, e quindi aveva tentato il sorpasso, ma meno male che avevamo l'energia cinetica conservata proprio al momento giusto, il nostro asso nella manica. 9 su 14 giri, ragazzi. Non so, ragazzi, se farvi vedere proprio tutta la gara, fatemi sapere voi, oppure negli ultimi giri qualche spezzone un po' di qua e di là, fatemi sapere voi. Intanto quest'oggi caricheremo tutta la gara per provare, e casomai mi fate sapere. Comunque potete ben vedere che accadono sempre questi momenti un po' di tensione che possono essere sempre belli da vedere. Passiamo dalla torre principale, dove ci sono tutti gli sceicchi ricconi che si guardano la partita e il match. Come potete ben vedere, seconda posizione, mamma mia, su 23, nessun ritiro, o forse Button che ha investito prima, perché maledetto, ovviamente chi troppo vuole nulla stringe. Ha tentato di superarci all'esterno, dove c'era il muretto pieno di sabbia, e in pratica è finito fuori pista. Ok, nono giro su 14, vediamo un po' di affrontare queste ultime chicane. Le gomme, dobbiamo vedere un po' le gomme come sono messe, che si sono riscaldate. Attenzione, nuovamente Felipe Massa, 3 decimi di secondo dietro di noi. Eccolo qua, vediamo se tenta il sorpasso nell'ultimo rettilineo prima della curva finale. Diamo un'occhiata, affrontiamola con calma. Ok, molto bene, ancora ce l'abbiamo di dietro, guardate, non vuole lasciarci in pace, ma probabilmente ci supererà, ragazzi, è molto difficile. Attiviamo la nostra miscela carburante elevata, dobbiamo spremerlo a dovere, attiviamo il nostro KERS. Eccolo qui, sono 3 i piloti dietro di noi che vogliono la seconda posizione, ma non gliela daremo molto facilmente. Adesso che noi abbiamo risparmiato il carburante nelle prime fasi del gioco, adesso abbiamo tutta la nostra benzina, i nostri ottani nel nostro serbatoio per distanziarli. Ok, possiamo metterli nuovamente nella miscela normale, perché è sempre bene risparmiare. Molto bene, 4 giri da affrontare, ragazzi. Raikkonen, ottimo passaggio all'interno nei riguardi di Felipe Massa, ottimo, davvero ottima la Lotus, che tenta di portare avanti il nostro sogno, che a quanto pare si sta coronando, anzi si coronerà a breve, tra 5 minutini buoni, se riusciamo a farcela. Maldonado probabilmente nella 10ª posizione, come potete ben vedere. Il nostro obiettivo era quello dell'11º posto, e a quanto pare ce la stiamo cavando bene. Raikkonen, attenzione, Raikkonen tenta di passarci all'esterno, ma a quanto pare il cordolo lo mette a tacere. Ottimo, davvero ottimo. Passiamo sotto il muretto Pirelli, probabilmente le nostre gomme saranno targate in questa maniera, meno male, perché sono molto più integre delle precedenti, che in qualifica addirittura ho scoppiato mentre continuava a correre. Comunque, ragazzi, un aggiornamento sui prossimi progetti. Spero che avete visto il messaggio, come si chiama, il bollettino. In pratica comprerò Euro Truck Simulator 2 e continuerò sempre con Max Payne. In questi giorni sto caricando un po' meno i gameplay, un po' con meno rapidità, ovviamente un gameplay ogni 2 giorni, così in modo tale da farvi vedere i gameplay. Soprattutto caricare ogni giorno Max Payne può essere stancante, quindi diamo un po' di pausa, un po' di intermittenza per far notare appunto alla gente i gameplay. Attenzione che Raikkonen ancora dietro di noi, non abbiamo utilizzato la nostra energia cinetica, però ce l'abbiamo attaccato dietro come un mastino inferocito, ragazzi. Ha recuperato notevoli decimi di secondo. Eccolo qui, dietro di noi ancora Vettel. Felipe Massa ha raggiunto la 5ª posizione, davvero una pessima gara.
gara. Intanto Alonso davvero, ma non lo vedo più, è come se stessi io al primo posto, cioè è partito all'inizio, chissà che cosa aveva proprio sotto quel motore, chissà avranno fatto delle modifiche, gli hanno aggiunto qualche cosa. Comunque sto caricando gameplay con meno frequenza, ragazzi, soprattutto per dar modo a tutti di vederli e per non rendere stancante la serie di Max Payne, che per adesso è l'unico gioco che ho disponibile. Attenzione. Ecco, affrontiamo quest'ultima chicane. L'unico gioco che ho disponibile, cioè che posso farlo con molta longevità. In Formula 1 non posso farlo sempre perché, come potete vedere, ci servono giorni di studio e tutto il resto. Attenzione. Passiamo immediatamente sotto il muretto Pirelli. Felipe Massa nuovamente riesce a guadagnare la terza posizione, a passare all'interno Raikkonen, dannazione. Ero già contento di non averlo più alle calcagne, ma a quanto pare ce l'abbiamo sempre conficcato di dietro. Molta calma ad affrontare queste ultime curve prima del nostro rettilineo finale. E come vi dicevo, ragazzi, caricherò ovviamente il solito gameplay al giorno nel momento in cui ci avvieremo verso la metà di novembre, nel momento in cui uscirà sia Far Cry 3 che Hitman Absolution. Alterneremo questi due titoli accompagnati da ogni 10 giorni, ogni settimana il titolo Formula 1 2012. Tanto Felipe Massa nuovamente dietro di noi cerca di passarci all'esterno, ma a quanto pare ci stiamo avviando verso l'ultimo rettilineo finale. Adesso avrà la possibilità di attivare il DRS la nostra miscela elevata. Attenzione, ecco che prova a passarci all'esterno, Felipe Massa. Attenzione, eccolo qui, abbiamo la nostra energia cinetica, dai, abbiamo il motore più potente, no, eccolo là, Felipe Massa all'esterno. Passiamo, siamo riusciti. Vediamo un po', maledizione, ci stava passando, ragazzi, oh mio Dio. Felipe Massa dietro di noi ci ha fatto consumare tutta l'energia cinetica, maledetto. Ci sto provando, amico mio. Raikkonen ce l'ha fatta passare, ma a quanto pare ce l'abbiamo proprio davanti a noi, ragazzi, davanti a noi. Mamma mia, tanto Fraps fra un po' i capricci, maledetto. Non ci vuole fare vincere neanche Fraps, ragazzi. Ci dice no, ti blocchiamo lo schermo in modo tale da farti uscire. Adesso non abbiamo più energia cinetica. Felipe Massa dietro di noi, molto attaccato, 6 decimi di secondo. Vediamo un po', attenzione. Oddio, ragazzi, siamo adesso nel rettilineo della morte. Dobbiamo... Oddio, eccolo qua alla nostra sinistra. Ultimo giro, ragazzi, non ci credo, ultimo giro e ci passa. Attenzione, dobbiamo essere bravi noi a non farlo passare. Energia cinetica pronta. Attiviamo l'energia cinetica. Non passi, stronzo, non passi, brutto maledetto, non passi. Non passi. Qui c'è scritto solo una cosa: Williams vincitrice, tu non passi. Ultimo giro, ragazzi, l'ultimo giro, la sofferenza sta per finire, dai che ce la facciamo, voglio salire sul podio. Avanti, seconda posizione, voglio innalzare la coppa e proprio stappare lo spumante e tirarglielo in testa ad Alonso. Bandiera verde, c'è stato qualche problema. Avanti, l'ultimo minuto e mezzo di sofferenza prima della nostra vittoria. Avanti, che questi punti sono come il pane, ci servono come il pane. Siamo affamati di punti da notevoli giornate. Dai, che il nostro Gran Premio del Bahrain è quello fortunato. Avanti, 4 decimi di secondo in più. Ottimo. Scusate se sono un po' ripetitivo, ma lo faccio più come incitamento che per commento. Attenzione, olè. Eccoci. Oh mio Dio, abbiamo perso tantissimo in questa ultima curva. Fernando Alonso vince la gara, complimenti. Vediamo un po' di tenere la seconda posizione, perché veramente se Felipe Massa ci passa è davvero la fine. Attenzione, affrontiamo con calma questi ultimi chicane. Ottimo, ultimo, attenzione, Felipe Massa dietro di noi. Continua Felipe Massa, 3 decimi di secondo da noi. Molta calma, ragazzi, molta calma. Affrontiamo le ultime curve prima della fine. Ok, 3 decimi di secondo recuperati. Felipe Massa dietro di noi, ultimo rettilineo, eccolo qui dietro di noi, 4 decimi di secondo. Fernando Alonso ormai ha vinto, a stappare lo spumante. Dobbiamo stare molto attenti, non abbiamo più energia cinetica, l'abbiamo spremuta tutta. Attenzione. Eccolo qui. Stavo perdendo aderenza. Felipe Massa dietro di noi, tenta di passarci. Attenzione, il passaggio, tenta appunto di superarci, tenta a prendere la scia e finisce la gara. Seconda posizione per il nostro Van Helgen. Ottima posizione. Pastor Maldonado, sesta posizione. Fantastica la prestazione della nostra Williams quest'oggi. Diamo un'occhiata alle parole che ci dirà adesso il nostro ingegnere. Niente, dopo questa ottima prestazione, le spoglie della vittoria. 18 punti, ecco che ci incita anche lui. Seconda posizione, 16esimi in partenza, mentre Fernando Alonso è partito primo. Oh mio Dio, ragazzi, una vera e propria sfida all'ultimo centesimo. Guardate un po' il nostro tempo, 43.979, invece Felipe Massa 44.080, una cosa proprio fantastica. 18 punti per la nostra scuderia, invece il nostro caro Pastor Maldonado voglia che parte in qualifica 12 posizioni davanti a noi, però ce l'abbiamo ovviamente, ce l'abbiamo fatta. Allora, la Ferrari ha ottenuto ben quasi 40 punti, mentre la nostra Williams ne ha ottenuti parecchi. Vediamo un po' il mondiale costruttori come sta andando. Allora,
quinto. Attualmente sei Quinto, nel mentre mondiale Maldonado è al piloti. nono posto. Adesso daremo un'occhiata anche alla classifica costruttori. Comunque una fantastica gara, ragazzi. Voglio vedere il podio adesso. Eccoci qua sul podio, pronti a salire la nostra autovettura, la seconda più importante accanto alle due Ferrari. Eccoci qui, vediamo se riusciamo a salire addirittura sul podio, a stappare lo spumante con il nostro inno finale. Diamo un'occhiata alle telecamere addirittura. Mami Mairo è riuscito a salire sul podio, seconda posizione. Eccoci qua che saluta addirittura il compagno Felipe Massa. Molta calma, cerchiamo di non riferire tutto quello che abbiamo contro di lui, però mamma mia, un'ottima prestazione. Che campione, dice Stefano Domenicali. Il direttore della Ferrari, Stefano Domenicali, ha elogiato pubblicamente Fernando Alonso per il podio a Sakir. Vediamo cosa dice Van Helgen. Sale sul podio. L'obiettivo di ogni pilota è vincere la gara, ma il podio è comunque un ottimo risultato, come è stato dimostrato dai festeggiamenti nel box Williams, quando Edward Van Helgen ha oltrepassato la bandiera a scacchi. Van Helgen ha dichiarato: sono davvero molto felice per questo risultato, speriamo di fare ancora meglio nelle prossime gare. Ovvio, ma davvero ovvio. Ok, siamo riusciti a guadagnare notevole esperienza per farci vedere dalle altre scuderie e abbiamo guadagnato notevoli punti sul nostro Maldonado, che ha appena 18 punti contro i nostri 31. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Adesso ci toccherà il Gran Premio della Spagna tra qualche altro giorno, tra una bella settimana arriverà l'altro gameplay e speriamo un po' di essere a dovere competitivi, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!